attenzione, perché con alcune delle riforme costituzionali che stiamo disegnando non solo facciamo la stessa cosa, ma in qualche circostanza il criterio di discriminazione, cioè la ragione per la quale si fa come dico io invece che come dici tu, è semplicemente perché io sono più grande, sono più grosso, sono più forte. Che è come dire che dentro la vita civile di tutti i giorni, dentro la vita della società, vale il principio che si fa come dico io perché io sono più forte di te. Il criterio di supremazia, così come enunciato dal professor Antonini, non è un criterio razionale, è il contrario di un criterio razionale, è il criterio della forza bruta. C'è un interesse contrastante tra la Regione Veneto e lo Stato? Vince lo Stato perché è lo Stato, non vince lo Stato perché il Veneto ha torto. Perché anche avesse ragione, vincerebbe lo Stato comunque. Allora, questo è un indirizzo sbagliato, questo è un orientamento di un percorso privo di ragione. Seconda questione, che è altrettanto delicata: lo Stato deve promuovere un principio di solidarietà. Lo stiamo curando nel promuovere la Costituzione europea. Anche qui mi spiegherò con un esempio. Provate a immaginare che cosa ho provato io quando nel Parlamento europeo un membro di un partito della Finlandia, che si chiama I Veri Finlandesi, apostrofando un parlamentare italiano, l'ho accusato in malo modo con queste parole: siamo stufi di sentire le lamentele del Sud, siamo stufi di sentire le proteste di stati che non accettano il principio di responsabilità. Il parlamentare italiano era l'onorevole Borghesi. E la questione di cui si discuteva era l'immigrazione. Allora, attenzione, questo non vuol dire tanto che, come diceva De Crescenzo, si è sempre meridionali di qualcuno, quanto piuttosto che il principio di responsabilità e il principio di solidarietà dentro la vita di uno Stato, dentro la costruzione di un sistema di rapporti internazionali, rispondono al bisogno della gente. Quindi, giusto il richiamo di essere solidali nei confronti delle altre ragioni. Quello che non è giusto è quando il principio di solidarietà diventa un meccanismo per cui nasce uno Stato nello Stato e tu fai quello che ti pare, distruggi il bene comune della buona gestione e pretendi, in base al principio di solidarietà, che io ripaghi sempre gli effetti del tuo disastroso modo di vivere. Attenzione, questo tipo di problemi ce lo abbiamo tutti e vive in ogni stagione della vita politica dei paesi. Noi siamo stati un paese, l'ho citato prima, di grande emigrazione. La presenza della comunità italiana nella Repubblica Federale degli Stati Uniti d'America è un fenomeno storico imponente. Quando è diventato un problema per quella comunità? Nata nel segno dell'immigrazione, perché questa è la storia degli Stati Uniti. Quando una parte della nostra comunità si è organizzata per essere uno Stato nello Stato. Perché a quel punto una presenza mafiosa nella società americana ha imposto alle istituzioni federali americane, prima fra tutte il Federal Bureau of Investigation, di iniziare
propria guerra per la restituzione della sovranità personale ad ogni cittadino italiano presente negli Stati Uniti. È una battaglia che si è dovuta fare perché i membri della nostra comunità fossero soggetti alle leggi dello Stato americano e non alle angherie di organizzazioni malavitose. Benissimo. Quando io sento che a Düsseldorf oppure in Gran Bretagna ci sono organizzazioni legate all'estremismo islamico che dicono come si devono vestire le persone in Germania e in Gran Bretagna, non in Pakistan, che pretendono dei negozianti quando abbassare la saracinesca e quando alzarla. Quando questo avviene a Milano, che cosa stiamo consentendo se non la nascita di uno Stato nello Stato? E che cosa deve fare una riforma costituzionale se non ribadire il ruolo e la forza del nostro Stato e delle nostre istituzioni? Allora, guardate che mettere mano alla Costituzione è una cosa estremamente delicata, perché individuare i pesi e i contrappesi della costruzione costituzionale è garantire la tua vita di tutti i giorni, è darti la possibilità che tua figlia torni tranquilla a casa la sera, è dare l'opportunità ai tuoi ragazzi di mettere su casa, mettere su famiglia, mettere su un'impresa e rispondere a questi principi. Rispondere a questi principi è il nostro primo dovere. Per questo la discussione sulla riforma costituzionale e la ragione e lo scopo di questo incontro è vedere parti della società come quella che esprime il sindaco Tosi, parti della società come quella che esprimono molti di voi perché hanno una loro sensibilità e una loro cultura politica e istituzionale. Oggi quale contributo rilevante possono dare al destino del Paese? Per questo ci troviamo. Ed è per questo che ascoltiamo la voce di Reinhold. Perché la presenza di una storia ben riuscita, come ci ha testimoniato il racconto della Baviera, regione povera diventata ricca, vuol dire regione che ha fatto il bene comune della Germania. Non fosse cresciuta la ricchezza della Baviera, non sarebbe stato possibile fare il sogno di Helmut Kohl, cioè l'unificazione della Germania. Perché senza i soldi della Baviera quella costruzione non si sarebbe fatta. Quindi il bene comune realizzato attraverso una storia di successo che è fatta con il sacrificio dei tedeschi, e lo ha ricordato Reinhold, anche dei tanti che hanno contribuito a quella storia, oggi è l'opportunità per fare noi un percorso altrettanto virtuoso. Quindi noi che cosa ci dobbiamo prefiggere a partire dalle prossime elezioni regionali? Di mettere in campo idee e un modello che risolvono i problemi di cui ho parlato, che non sono problemi inestricabili. Io non vi ho raccontato le difficoltà che il nostro Stato vive, o Antonini non ha citato i problemi che il nostro Paese vive perché siamo disfattisti, perché non vogliamo le riforme, ma perché vogliamo riforme vere. Vogliamo riforme vere, sul quale il peso delle buone idee e la buona volontà di tanti che lavorano e di molti che amministrano con coscienza servono per consentire all'Italia di venire fuori dal guado. Vi ringrazio. Grazie al senatore Mauro per l'intervento veramente di
di ampia prospettiva e di alto profilo. Adesso io volevo chiedere un'ultima battuta a tutti, a Bocret, a Mauro e a Sindaco Tosi, proprio brevissima perché siamo in chiusura e dopo ci aspetta il rinfresco con la Panò. E vicepresidente Bocret, volevo chiedere che idea si è fatto nella nostra situazione e soprattutto se in 2 parole ci può dare 3 consigli. Ich bitte um Verständnis. Wenn ich die Berichte aus Italien über Äußerungen von Deutschen zu Italien lese, dann sind wir Deutschen gut beraten, keine Ratschläge zu geben. Chiedo, dice un po' di battuta la vostra comprensione, dice, quando leggiamo, si leggono report sull'Italia o si chiede l'opinione e dice è meglio se noi tedeschi ci asteniamo dal fare commenti e non vogliamo dare consigli. Ich finde, Italien hat Anfang der 90er Jahre einen großen Kraftakt vollzogen. Aber es hat meines Erachtens die Chance vertan, in diesen Jahren das Land zu restrukturieren. Wir haben auch eine schwierige Phase gehabt. Und jetzt sage ich als Christdemokrat, es war der SPD-Kanzler Schröder, der die Reformen gemacht hat, von denen wir heute profitieren. Mit unserer Unterstützung, aber er war Kanzler. Also es war ein Sozialdemokrat, der in Deutschland die Reformen auf den Weg gebracht hat. Deswegen, ich kann nur bitten darum, dass man das, was man in dem Lissabon-Vertrag vorher, in dem Maastricht-Vertrag unterschrieben hat, dass man das macht. Jedes Land ist für sich selber verantwortlich. Und wir können nur hoffen, dass es den Italienern gelingt, diese Reformen zu machen. Wir sind Europäer. Und wenn einem anderen schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Es ist nicht so, dass wir davon profitieren, dass andere Schwierigkeiten haben. Wir sind eine Gemeinschaft. Und deswegen ist es eigentlich nur meine Bitte, dass es Italien schafft, so wie Mauro es gesagt hat, diese Reformen durchzuführen. Das ist der entscheidende Punkt. Und bei uns gibt es erstmals eine Partei, die nicht nur den Euro in Frage stellt, sondern Europa. Das hat es bisher nicht gegeben. Und wir wollen, dass die Deutschen weiterhin hundertprozentig zu diesem Europa stehen. Und wir werden alles tun, um dazu zu helfen, dass die anderen es auch schaffen. Aber ich glaube, zuerst ist es an Italien oder an Frankreich oder auch Wien, auch immer. Und ich muss ehrlich sagen, was die Iren geschafft haben und was die Spanier geschafft haben, ist eine Sache, die auch anderen möglich sein muss. Das ist alles. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass wir von uns aus immer sagen, man muss die Stabilitätskriterien einhalten. Natürlich, das ist ein Punkt, natürlich muss man jetzt investieren, man muss die Wirtschaft ankurbeln, das ist der entscheidende Punkt. Und wir brauchen die Arbeitsplätze. Arbeit, 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 das ist der entscheidende Punkt.
90 ha davvero compiuto un grande sforzo e aveva dimostrato anche grande forza, però mi sembra di vedere che è stata un po' sprecata questa chance di ristrutturare il paese. Anche noi abbiamo avuto la nostra fase difficile e devo dirvi anche come democratico cristiano che le riforme di cui oggi noi ci possiamo avvantaggiare sono state portate avanti, proposte da Schröder, che era esponente della SPD, quindi un socialista, e comunque noi insieme, comunque anche con l'appoggio della Baviera, abbiamo portato avanti queste riforme. E certo, bisogna rispettare quanto è stato stabilito con il Trattato di Maastricht, prima poi con il Trattato di Lisbona. Ogni paese è responsabile della propria politica, ma noi davvero speriamo che gli italiani riescano in questo cammino di riforme. Vi posso dire che siamo tutti europei, quindi se le cose vanno male per uno Stato, in realtà questo si può ripercuotere anche sugli altri paesi europei. Certo, ognuno è responsabile della propria situazione, ma voglio dirvi che siamo una comunità, costituiamo una comunità. Quindi il mio invito, la mia richiesta è, come anche ha indicato prima il senatore Mauro, è quella sì, di portare avanti con decisione le riforme. Questo è un punto fondamentale. Da noi da poco tempo, e non era mai stato così, è cominciato a farsi strada un partito che ha messo in dubbio non solo l'euro ma anche l'Europa. Ecco, noi invece come paese, come Germania unita, vogliamo essere al 100% a favore dell'Europa e faremo tutto il possibile per aiutare gli altri stati, ma le cose dipendono dall'Italia, dalla Francia, al proprio interno. Abbiamo visto che cosa sono riusciti a fare sia gli irlandesi e gli spagnoli, quindi se ce l'hanno fatta loro è possibile che ce la facciano anche altri stati. E noi come tedeschi non vogliamo dire dall'alto, imporre le nostre decisioni dall'alto, però ci sono dei criteri che sono stati stabiliti. Bisogna puntare estremamente sugli investimenti, sulla produttività, sui posti di lavoro, bisogna insistere assolutamente su questi. Questi sono gli elementi. Su quale quadro politico può contare, cioè i popolari per l'Italia, a chi si rivolgono, cioè per portare avanti questo processo, quali sono i compagni di strada a livello nazionale? In realtà sullo scenario nazionale, voglio dire, noi dobbiamo considerare che cosa è cambiato con la legislatura. Questa è una legislatura dove all'inizio ci sono voluti 55 giorni per capire che non aveva vinto nessuno. Tanto ci ha messo il Partito Democratico per capire che non aveva vinto le elezioni, cioè non era in grado di garantire una maggioranza di governo